Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che vi trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi ci fermiamo davanti a un paesaggio milanese della fine dell'Ottocento, Lavandaie sul canale, dipinto da Emilio Gola nel 1893. La tela è molto grande, misura 2 metri di larghezza e ci invita quasi a entrare in una Milano diversa da quella che conosciamo. Siamo alle porte della città, lungo un corso d'acqua che con ogni probabilità può essere identificato con il Naviglio Grande. La scena non racconta un avvenimento eccezionale, non presenta personaggi celebri né un momento solenne della storia. Mostra invece un frammento di vita quotidiana. Alcune figure si trovano sulle sponde del canale, immerse in un paesaggio ancora silenzioso. Sono le lavandaie, ricordate dal titolo dell'opera, donne per le quali l'acqua non rappresentava soltanto un elemento del paesaggio, ma uno strumento di lavoro. La loro presenza ci riporta a una città concreta, fatta di gesti ripetuti, fatica e attività che scandivano le giornate. Eppure, osservando il dipinto, ci accorgiamo che il vero protagonista è proprio il canale. Lo specchio d'acqua attraversa la composizione in diagonale e conduce il nostro sguardo verso il fondo. È una linea che divide e allo stesso tempo unisce le due sponde. Sulla sua superficie si riflettono i colori del cielo, della vegetazione, degli edifici, permettendo a Emilio Gola di studiare le variazioni della luce. Probabilmente siamo all'alba. La giornata sembra appena cominciata e ogni elemento appare ancora sospeso in un'atmosfera quieta. La luce non definisce soltanto le forme, modifica i colori, li mette in relazione e trasforma un luogo ordinario in una visione intensamente poetica. Ma il dipinto non è costruito soltanto attraverso il colore, anche la prospettiva svolge un ruolo fondamentale. Sulla sinistra, una successione di cippi stradali crea una fuga visiva che accompagna lentamente l'occhio verso la lontananza. Seguendo quella direzione, quasi nascosto all'orizzonte, possiamo riconoscere un dettaglio familiare: il Duomo di Milano. La sua presenza è discreta, ma decisiva. Ci aiuta a orientarci e ci ricorda che quella zona, apparentemente rurale, appartiene alla città. La Milano monumentale si intravede in fondo, mentre in primo piano continua la vita quotidiana lungo il Naviglio. È proprio questo contrasto a rendere il dipinto così affascinante. Da una parte troviamo il Duomo, simbolo riconoscibile e solenne, dall'altra le lavandaie, il canale e il lavoro di ogni giorno. Due volti diversi della stessa Milano convivono nella medesima immagine. Il tema dei navigli era particolarmente apprezzato negli ultimi anni dell'Ottocento. Emilio Gola però non si limita a documentare un luogo, utilizza il paesaggio per sperimentare con la luce e con il colore, restituendoci non soltanto ciò che poteva vedere, ma anche l'atmosfera e la sensazione di quel momento. Prima di allontanarci, proviamo allora a seguire ancora una volta il percorso costruito dal pittore. Partiamo dalle figure sulle rive. Lasciamo che lo sguardo scorra sull'acqua, seguiamo i cippi sulla sinistra e arriviamo fino al Duomo. È un viaggio dentro il quadro, ma anche nella memoria di una città ormai trasformata. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio vi ha incuriosito, non perdetevi gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricordate, queste opere non vivono solo nei racconti. Vi invito a visitare la Pinacoteca e ad ammirarle dal vivo per un'esperienza indimenticabile.